Ecco. Voilà. Buonasera a tutti. Siamo qua a discutere di mobilità post-Covid con due care amiche che si sono rese disponibili a discutere con noi. Abbiamo Valentina Orioli, assessore all'urbanistica e vice sindaco della città di Bologna, e Veronica Pezzuti, urbanista che lavora presso l'amministrazione della Regione Metropolitana di Bruxelles, e do il benvenuto a tutte e due. Allora, questa sera vorremmo discutere, e insomma ci sembrava importante dedicare del tempo a questo tema, appunto discutere delle esperienze che si stanno facendo in alcune città italiane ed europee su un diverso modo di pensare alla mobilità dopo il confinamento, dopo la quarantena legata appunto alla pandemia Covid-19 e che vuol dire, chiede oggi di qualche riforma positiva. La quarantena ci ha obbligato, ci ha forzato a casa, e questo ha provocato un mutamento nei comportamenti delle persone, nei comportamenti e nelle pratiche della mobilità. Un mutamento che ha avuto delle ricadute immediate. Ci sono varie organizzazioni internazionali che hanno stimato nel primo trimestre del 2020 una forte contrazione della domanda di energia pari al 6% a livello globale, che viene stimata essere la più forte contrazione dalla seconda guerra mondiale. Questa contrazione ha a sua volta vuol dire, contenuto in maniera altrettanto forte, qui si stima una riduzione dell'8% circa di emissioni di CO2, quindi di gas climalteranti, sempre a livello globale. Per quanto riguarda l'Italia, le stime che ISPRA sta facendo, che ha proposto con un documento molto recente, appunto si stima una riduzione delle emissioni di circa tra il 5 e il 7%, una riduzione di emissioni di gas climalteranti. Ovviamente queste sono condizioni che vuol dire, ci fanno vedere vuol dire, un lato positivo di una condizione molto critica. Un lato positivo che sarebbe interessante però mantenere in qualche misura o cercare di vuol dire, sostenere nel tempo futuro. La ripresa, la fase di ripresa ci ha portato però in una situazione piuttosto grave. Da un lato abbiamo un trasporto pubblico locale che funziona con difficoltà a causa del confinamento, da un lato, e dall'altro però anche alla riduzione del servizio, e Venezia sta soffrendo molto, soprattutto nei collegamenti tra le isole. Insomma, ci sono situazioni piuttosto difficili, e questo però, soprattutto in terraferma, come diciamo noi, ha comportato vuol dire, quasi una spinta all'uso massiccio dell'automobile. Quindi da una situazione di confinamento con un blocco totale e, voglio dire, un po' di respiro per le nostre città, con un'aria e un livello di smog contenuto, a una situazione in cui si rischia di superare con pratiche intensive di uso di automobile, di superare la situazione precedente. Proprio per questo alcune città in Europa, in Italia, in Europa e in tutto il mondo si stanno attrezzando per dare delle risposte diverse, per interpretare appunto la disponibilità da parte dei cittadini a un uso più responsabile dei mezzi che abbiamo a disposizione. Città come Milano, Bologna, Parigi, Bruxelles, Lima, Bogotà, insomma ci sono varie città nel mondo che si stanno attrezzando. A noi è sembrato importante, come gruppo dei Verdi, a livello veneto, a livello metropolitano, dedicare appunto del tempo a discutere di questi aspetti, ed è per questo che abbiamo invitato due tecnici,
in parte appunto Valentina Orioli, anche un politico, ma che si stanno confrontando proprio con questo tema. Direi che possiamo iniziare, passerei la parola a Veronica Pezzuti, che ci mostrerà anche qualche immagine relativamente a quello che si sta facendo in questi giorni, proprio in queste settimane a Bruxelles. Grazie Maria Chiara per la parola e grazie agli organizzatori per avermi invitata. Possiamo iniziare con la presentazione, con le slide. Allora, la prossima, grazie. La mia presentazione è strutturata in questo modo. Vi presenterò le misure messe in atto praticamente da aprile, quando abbiamo iniziato in Belgio il deconfinamento, spiegandovi quali obiettivi queste misure perseguono, in quali quartieri e che cosa ne possiamo evincere. E poi una piccola conclusione. Prego, slide. Allora, innanzitutto le misure in atto. Ci sono due grandi tipi di misure che la Regione di Bruxelles ha messo in atto. Una specificazione: quando parlo di regione si intende la città, e quando parlerò di comuni si intendono i municipi, come per esempio i municipi a Roma. Dunque, la Regione di Bruxelles ha messo, diciamo, due grandi misure. Una prima misura che in gergo tecnico gli urbanisti, gli architetti chiamano urbanism tactic. Che cosa significa? Significa che sono degli interventi temporanei, nel caso di Bruxelles durano 3 mesi, che hanno l'obiettivo di trasformare il tessuto urbano. Ci sono due tipi di trasformazione che vi spiegherò: uno che si mette in atto nei quartieri, e un secondo tipo di trasformazione molto più emblematico. La ministra della mobilità, Elke van den Brandt, del partito Groen, ha definito la rivoluzione dei ciclisti, ossia stanno investendo in 40 chilometri di piste ciclabili supplementari rispetto a quelle esistenti. Poi ci sono altre misure che invece non implicano una trasformazione del tessuto urbano, e sono per esempio delle misure come le campagne di sensibilizzazione all'uso della bicicletta, all'uso gratuito di biciclette e via dicendo. Possiamo passare alla prossima slide? Grazie. Allora, le trasformazioni che avvengono nei quartieri e che cambiano proprio le strade, le trasformano, in che modo? Ci sono 4 tipi di progetti. Il primo sono le aree di incontro. Che cosa significa? Sono praticamente più strade nelle quali i pedoni, i ciclisti, gli automobilisti e il trasporto pubblico hanno gli stessi diritti. Si va a un 20 km orari, che sono indicati attraverso dei pannelli. Vedete un esempio sulla foto a destra, questi pannelli blu che indicano che da quel punto in più... Scusate, c'è un telefono. Il bello della diretta. Il bello della diretta, scusate. Voilà. Dicevamo i pannelli blu che indicano appunto queste zone di incontro, e sulla foto a destra vedete il ministro Elke van den Brandt che mette il pannello insieme al sindaco del comune di Bruxelles Centro, che è diciamo, il comune più grande e storicamente più importante della città di Bruxelles. Quali sono gli obiettivi di queste misure transitorie e temporanee? Il primo obiettivo è quello di permettere a tutti i residenti della città di rispettare la distanza sociale. Ovviamente nel periodo di deconfinamento i negozi, anche le scuole stanno riaprendo, ci sono file ovunque e praticamente non si fa la fila solo sul marciapiede ma anche sulla strada. Il secondo obiettivo è quello di dare la possibilità di utilizzare la strada come spazio recreativo, e il terzo, attraverso queste piste ciclabili temporanee che si stanno creando, è stimolare l'uso della bicicletta. Possiamo passare alla slide successiva, grazie. Allora, in questa slide praticamente è una cartina, una piantina di Bruxelles dove ho messo praticamente
dove queste azioni si stanno mettendo in atto. Sul colore, allora, il colore marrone sono le zone di incontro e il colore viola e rosa, non so se adesso è molto visibile per le persone che stanno seguendo, sono le piste ciclabili separate dal traffico, quelle viola, e quelle rosa invece sono le piste ciclabili che non sono separate dal traffico. La prima cosa che ne deduciamo da questa cartina è che è soprattutto il versante orientale della città che ha risposto positivamente al bando della regione, mentre il versante occidentale ha risposto in modo molto più moderato. Questa è una prima cosa già che possiamo mettere in evidenza. Prossima slide. Un altro punto importante è che alcuni quartieri, come per esempio il quartiere di Anderlecht e il quartiere chiamato Cureghem, ha veramente colto l'occasione di questo bando della regione per poter rispondere ai bisogni sociali del proprio quartiere. Bisogna sapere che Cureghem praticamente è un quartiere che sta veramente a 3 chilometri dalla Grand Place, quindi vicinissimo al centro storico, e la Grand Place è conosciuta in tutto il mondo, ma è un quartiere che registra problemi sociali, di tensione molto forte, è un quartiere di immigrazione e che sta a 2 passi dalla stazione sud di Bruxelles, che la vediamo lì sulla foto, sulla sinistra. Vedete una parte della stazione, che è la stazione internazionale della città. Cureghem, dicevamo, ha risposto in modo molto positivo e ha creato 2 chilometri di zone di incontro per gli abitanti, e come vedete sulla figura a sinistra, sulla foto a sinistra, praticamente hanno scelto le piazze pubbliche già usate in modo nella vita normale prima del Covid dagli abitanti, e hanno creato un tessuto urbano di 2 chilometri di zone di incontro. Ci sono invece altri comuni che sono stati più discreti nella risposta al bando della regione, per esempio il comune di Saint-Josse, che praticamente è un comune anch'esso veramente centrale, è il comune più povero del Belgio, denso. Quando dico denso si registrano delle percentuali di densità che superano i 18.000 abitanti per chilometro quadrato e che non ha risposto al bando. O Molenbeek anche, che si trova nella parte orientale della città, occidentale, scusate, della città, e che praticamente ha creato una sola via di incontro nel suo quartiere. Possiamo passare alla prossima slide. Allora, la misura emblematica dell'urbanismo temporaneo, tattico, come lo vogliamo chiamare, sono stati questi 40 chilometri di piste ciclabili supplementari in città. Allora, quali sono gli obiettivi? Il primo di tutto è stato quello di diminuire l'afflusso sui mezzi pubblici. A Bruxelles i mezzi pubblici non sono diminuiti, cioè non è che comunque l'offerta è la stessa che conoscevamo prima del Covid, solamente appunto il messaggio è stato: lasciate i mezzi pubblici solamente alle persone che ne hanno veramente bisogno, e la ministra ha invitato tutti i cittadini a spostarsi in bicicletta per poter muoversi in città, ma non solo i cittadini, ma anche i pendolari. I pendolari che ogni giorno raggiungono Bruxelles per il lavoro, gli abbiamo dato la possibilità di raggiungere il proprio posto di lavoro attraverso combinando mezzi pubblici e biciclette. Quindi 40 km in più di piste ciclabili separate dal traffico, in più un investimento anche sui parcheggi di dissuasione. Vedete praticamente nelle entrate e uscite della città, e che permettono appunto di poter arrivare con la bicicletta, lasciarla lì e prendere i mezzi. Possiamo passare alla prossima slide.
Quindi dove sono state fatte queste piste ciclabili? Praticamente sono state fatte veramente nelle arterie principali che normalmente sono dedicate agli automobili. Lo vedete di queste due figure. Allora, vi spiego. Sulla sinistra abbiamo il progetto dei 40 chilometri di biciclette programmate, e sulla destra invece è una cartina che raffigura le arterie principali dedicate al traffico. La foto in basso è un progetto emblematico, ma veramente molto emblematico, che ha fatto discutere, è la famosa Rue de la Loi, che praticamente è l'arteria al cuore del quartiere europeo, che va fino al centro storico di Bruxelles e che si caratterizza da 4 corsie per macchine, e che adesso praticamente è stata tolta una corsia intera e è stata dedicata completamente all'uso delle biciclette. Quindi possiamo passare alla slide. Grazie. Allora, che cosa ne vinciamo? Che l'obiettivo dei 40 chilometri di biciclette in più praticamente risponde pienamente alla visione del governo regionale prevista già nel piano strategico della mobilità, che si chiama Good Move per il 2030 e che ha vinto qualche settimana fa un premio europeo. E che ha l'obiettivo per il 2030 di diminuire in modo drastico l'uso della macchina a favore di una mobilità multimodale e sostenibile. Che cosa significa? Significa che la concezione del piano è che la strada, cioè la strada carrozzabile, non ci saranno più strade o per la macchina o per la bicicletta o per gli autobus e i mezzi pubblici, ma ogni strada deve poter accogliere tutti i mezzi di trasporto, e il cittadino è invitato a concepire la mobilità non come un mezzo di trasporto, ma come un servizio. E passiamo alla slide prossima. Le altre misure messe in atto a Bruxelles sono, dicevamo, quindi che non riguardano più una trasformazione urbana del tessuto urbano, sono l'uso obbligatorio della mascherina su tutti i mezzi pubblici, l'uso gratuito delle biciclette gestite dalla regione per 6 mesi, sono gratuiti sia quelle elettriche sia quelle non elettriche, l'incoraggiamento del telelavoro. Hanno fatto delle campagne e continuano a farle per l'uso della bicicletta. Avete un esempio sulla foto in basso a sinistra. E il comune e la regione stanno organizzando tutta una serie anche di corsi per i cittadini per imparare ad andare in bicicletta in città. Un dato interessante a Bruxelles per spiegare il potenziale della bicicletta, che non è ancora una cosa molto usata comunque in questa città, per 2% della popolazione usa la bicicletta quotidianamente. Un dato interessante però è che il 60% dei spostamenti a Bruxelles si fanno praticamente su distanze che vanno da 2 a 5 chilometri, quindi il potenziale per la città per sviluppare molto di più l'uso delle 2 ruote è grande, è là. La conclusione, il messaggio finale che voglio condividere con voi questo pomeriggio è quello, prossima slide, grazie, è quello che il Covid è stato veramente un catalizzatore politico. La collaborazione tra i 19 comuni e la regione è stata veramente forte, si sono mossi in breve tempo e su 19 comuni 15 hanno risposto positivamente al bando della regione. E il secondo elemento è che il Covid è stato e lo è ancora un laboratorio urbano, perché tutte queste strade in cui stiamo sperimentando nuove forme di mobilità non è solo con lo scopo del distanziamento sociale, non è solo per 3 mesi, ma ovviamente ogni giorno, cioè ogni settimana c'è un'evaluazione che è fatta non solamente alla regione e ai comuni, ma tra i cittadini, tra tutti gli attori del territorio, i commercianti, il mondo culturale, il mondo scolastico, cioè tutti coloro
che hanno diritto alla città e allo spazio pubblico. E su questo concludo. Grazie per l'attenzione e grazie ancora per l'invito. Se ci sono domande, sono ovviamente felice e lieta di poter rispondere. Bene, grazie Veronica, è stato molto, molto chiaro, molto preciso il tuo intervento. Prima di dare spazio però alle eventuali domande, farei intervenire anche Valentina Orioli e poi possiamo raccogliere appunto eventuali questioni che il pubblico ci voglia porre. Grazie. No, Valentina non ti sentiamo. Grazie a voi per l'invito. Non mi sentite? No, va bene, va bene. Io ho il microfono acceso. Ok? Bene. Allora, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Dunque, io cerco di riassumere un po' quello che stiamo facendo a Bologna in uscita, diciamo, dal lockdown. Quindi naturalmente non si tratta solo di mobilità, ma di un insieme di misure, di strategie che stiamo cercando di coordinare con due obiettivi sostanzialmente. Da una parte non perdere quelli che abbiamo chiamato gli effetti collaterali positivi del lockdown, che prima Maria Chiara ricordava. Bologna è una città dell'area padana, quindi con un forte problema di inquinamento atmosferico, è una città dove oltre 400.000 persone al giorno usano il trasporto pubblico, quindi non poter usare il trasporto pubblico a pieno regime è un problema che in prospettiva naturalmente ci mette anche un maggiore problema, perché quando riapriranno le scuole e tutte le attività rischiamo veramente il blocco. E quindi volevamo in qualche modo trarre beneficio dalla situazione. Ma non solo questo, volevamo anche che Bologna e i bolognesi potessero avere più spazio, nel senso che la città è una città molto ricca di servizi, di spazi pubblici, di attrezzature, e però in questa fase di distanziamento, in questa fase in cui le persone staranno comunque molto a casa, faranno meno vacanze, si sposteranno meno, è importante equilibrare l'offerta nella città. Per cui abbiamo lavorato diciamo non solo sulla mobilità, ma per esempio stiamo lavorando molto sulla programmazione dell'estate, cercando di mettere insieme le esigenze del commercio, quelle delle attività culturali, sportive, i centri estivi, insomma di coordinare un po' la condivisione dello spazio pubblico con attenzione anche naturalmente alla sicurezza. Questo quindi è il lavoro generale che abbiamo fatto. Possiamo vedere forse la prima diapositiva, perché io mi sono ripromessa di parlarvi soprattutto di mobilità. Il lavoro specifico sulla mobilità lo abbiamo sviluppato in confronto con altre città metropolitane. Noi siamo soliti parlare molto con Torino e Milano e quindi abbiamo iniziato a sentirci già durante il lockdown, e devo dire che poi questo nostro tavolo di confronto si è allargato e sostanzialmente le misure che ANCI ha richiesto al governo, insomma, sono nate un po' da questo nostro dialogo. Devo dire che Bologna in questo frangente ha alcuni punti di vantaggio. Il primo è che 2 anni fa, nel 2018, siamo stati la prima città ad adottare un piano urbano della mobilità sostenibile su tutta l'area metropolitana, quindi un PUMS metropolitano. E quindi abbiamo un progetto importante, molto articolato sulla mobilità, che ovviamente è un progetto anche ambientale, insomma, che ha degli obiettivi importanti. E quindi anche in questo momento, diciamo così, di emergenza, quello che abbiamo deciso di fare è di trattare l'emergenza sia alla dimensione del comune, che è quella di cui evidentemente mi occupo io in modo maggiore insieme ai tecnici, all'assessore alla mobilità, ma anche alla dimensione metropolitana. Quindi anche Città Metropolitana si è molto impegnata su questo fronte. Qui vedete lo schema della bicipolitana, che è sostanzialmente lo schema del trasporto ciclabile del PUMS. Il PUMS ha un obiettivo al 2030 di 493 km di ciclabili sulla dimensione metropolitana, con dei cantieri importanti, perché noi abbiamo candidato, diciamo, la rete ciclabile anche al piano periferie, quindi insomma da un po' che lavoriamo su questo tema, e la scelta di Città Metropolitana è stata quella di anticipare il lavoro su alcune direttrici, potenziando gli interventi emergenziali. Quindi in sostanza a livello metropolitano, ma lo si vede poi anche nella diapositiva successiva,
anche a livello cittadino, quello che noi abbiamo fatto in questa fase di emergenza non è stato inventarci, diciamo così, delle ciclabili nuove, ma semplicemente cercare di anticipare il più possibile quello che avevamo già pianificato. E quindi a livello urbano, vedete, questa è la rete del biciplan, quindi è la parte di bicipolitana che sta dentro il comune di Bologna, si vede molto bene la tangenziale delle biciclette in giallo che segue i viali di circonvallazione e poi le grandi direttrici sulle radiali che escono appunto dal centro. Questo è lo schema che noi dobbiamo realizzare e se vai alla successiva vediamo che di questo schema noi abbiamo anticipato una serie abbastanza consistente di interventi al 2020. Al 2020 abbiamo 13 km di ciclabili che sono già in fase di realizzazione perché sono già appaltate, insomma questo non dipende dalla situazione emergenziale. Abbiamo scelto di anticipare un'altra tranche importante che sta fra i 10 e i 15 chilometri, che è quella che vedete in giallo, e inoltre di realizzare tutta una serie di interventi puntuali che servono a migliorare attraversamenti, punti critici, punti in cui è importante intervenire ad esempio sulla rimozione di ostacoli. Questo lavoro è un lavoro che sta facendo il Comune, ma è un lavoro condiviso con la Consulta della Bicicletta, che è un organo consultivo importante dell'amministrazione comunale, e quindi ho detto 10-15 chilometri perché in realtà anche questa mattina c'è stata una commissione dove i nostri consulenti ciclisti che stanno sulla strada tutto il tempo ci hanno portato delle altre criticità e delle altre proposte, quindi in realtà si può ampliare. Quindi dicevo interventi di emergenza ma non occasionali perché l'obiettivo è di anticipare appunto dei completamenti di tracciati che in realtà erano già allo studio e li anticipiamo in che modo? Utilizzando le norme che il governo ha inserito appunto nei provvedimenti per la ripartenza proprio su sollecitazione delle città e utilizzando i cantieri, quindi i fondi normali della manutenzione stradale per fare operazioni leggere. Vediamo la prossima diapositiva. Le strategie sono il tracciamento delle ciclabili su carreggiata, in alcuni casi utilizzare una ciclabile direzionale per avere la monodirezionale da un lato e realizzare l'altra corsia su strada, aprire le preferenziali alle biciclette se possibile e lavorare su doppi sensi ciclabili e su nuove zone 30 o anche sull'estensione pedonale delle zone 30. Queste sono le strategie principali, vediamo qualche ipotesi, insomma qualche esempio in realtà che è ormai in fase di realizzazione. Questa è via Saragozza, quindi una strada importante di Bologna, dove vedete nello stato di fatto non c'è la ciclabile, nello stato di progetto si realizza una ciclabile di emergenza sulla destra e dall'altra parte sostanzialmente la bicicletta usa la corsia preferenziale, quindi si riesce ad avere un doppio senso di marcia ciclabile. Un altro esempio è via Toscana, anche questa è una direttrice importante dove si realizzano invece i due sensi ciclabili sempre con un intervento semplice di segnaletica a terra. Questi che vi ho portato sono due casi tipici che stiamo mettendo a terra in questi giorni e che erano programmati per il 2021, quindi con questo intervento diciamo andiamo in anticipazione. Noi ci siamo dati l'estate come orizzonte per completare tutti questi interventi perché pensiamo che insomma, il vero banco di prova sia naturalmente settembre e la riapertura, anche perché davvero a Bologna il trasporto pubblico è molto usato e quindi bisogna veramente cercare di creare una possibilità complementare con l'attenzione che diceva chi mi ha preceduto, cioè che ci sono persone che non possono andare in bicicletta, che quindi devono forzatamente usare il trasporto pubblico o anche l'auto, dico io, ma paradossalmente se molti vanno in bicicletta, anche chi ha queste necessità riuscirà a muoversi meglio, quindi bisogna sempre leggere diciamo, i contributi dei ciclisti, dei pedoni, degli automobilisti, di chi usa il trasporto pubblico come complementari. Aggiungo che abbiamo fatto anche la scelta quindi di continuare a sostenere il trasporto pubblico in una logica di migliorare la sua sicurezza e l'accessibilità e quindi stiamo continuando a dire ai cittadini che comunque devono utilizzarlo insomma in maniera sicura e fidandosi e anche con un comportamento responsabile.
ma contemporaneamente abbiamo anche scelto di non abbassare la guardia sulle misure restrittive per le auto, quindi non abbiamo abrogato nessun tipo di provvedimento, abbiamo ripristinato la ZTL, insomma tutto quello che, cioè la ZTL non l'abbiamo mai tolta per la verità, ma abbiamo ripristinato anche i parcheggi a pagamento, insomma tutto quello che ci deve essere in città per evitare il più possibile di incoraggiare l'uso dell'auto. Peraltro in molti casi stiamo prevedendo delle estensioni di spazi pedonali sulle strisce blu di parcheggio e quindi i parcheggi diminuiranno e anche questo in qualche modo va a favore di chi si sforza di non usare l'auto. Insomma, ho provato a dire un po' di cose, ci sono anche dei provvedimenti che ovviamente non sono sulla città fisica, esattamente come diceva prima Veronica, l'incentivo nazionale e regionale sulle biciclette per noi è anche comunale, perché anche il Comune di Bologna ha un suo fondo e quindi in questi giorni c'è un boom molto piacevole, abbiamo la fila fuori dai negozi di biciclette, è finita persino sulle prime pagine dei giornali e speriamo che questo sia un segnale, insomma, che poi depone a favore di un futuro diverso. La Consulta per la Bicicletta ha fatto un crowdfunding per finanziare una campagna molto bella per sostenere l'uso della bici, quindi c'è anche un'immagine, diciamo così, ricorrente ormai che cerca di promuovere l'uso della bicicletta e poi stiamo cercando di lavorare anche un po' sul rilancio dei parcheggi scambiatori e su altre tematiche che sono già state ricordate. Concludo dicendo, quindi ad esempio lo sharing, abbassare i costi e così via. Concludo dicendo che un altro input forte che riceviamo dal sindaco, secondo me molto importante, è di lavorare sul piano degli orari della città, un vecchio tema per gli urbanisti, però molto molto interessante in questa fase, cioè l'idea di avere dei tavoli di concertazione per cercare di coordinare il più possibile le attività, non solo le scuole, ma per esempio anche le attività delle aziende, che mi sembra insomma quasi più semplice, perché poi le grandi aziende hanno quasi tutte dei mobility manager e quindi possono essere interlocutori organizzati. Io mi fermo qui, poi se avete delle domande posso rispondere. Grazie. Grazie Valentina, grazie anche per il tuo intervento. Non so se ci sono domande, se sulla pagina Facebook, nella diretta c'è qualcuno che ha posto qualche questione, altrimenti vi dico, insomma, vi pongo io una prima questione. Prima Veronica parlava, una delle prime cose che hai detto riguardava il tactical urbanism, e cioè il fatto che le operazioni che state facendo a Bruxelles sono operazioni temporanee, cioè vi date 3 mesi di tempo e con valutazioni di giorno in giorno, mi sembra di capire, con il coinvolgimento dei cittadini, verificate, tra virgolette, la bontà di quello che state facendo. Quindi è un po' come se fosse una sorta di co-design o un approccio collaborativo alla produzione di piste. Volevo chiederti se va esattamente in questa direzione, se questa è stata una dimensione che è stata considerata e se anche a Bologna state, vuol dire, lavorando in questi termini, se una parte delle attività che state facendo può essere ricondotta all'interno di questa categoria del, insomma, progetto collaborativo dello spazio della mobilità per una diversa mobilità. Rispondo per prima. Sì. Allora, sì, va proprio in questa direzione qui e specifico anche perché non mi sono prolungata molto su questa cosa, ma che non solo è temporanea, ma anche l'uso dei materiali sono dei materiali non costosi. Quindi c'è veramente dietro questi 3 mesi di prova, c'è una strategia di voler testare veramente, di fare dei test che non costino tanto per la collettività, senza neanche passare per tutte le procedure che normalmente si fanno quando si elabora un piano di mobilità a livello anche comunale. C'è il pubblico che deve partecipare, ci sono tutta una serie di procedure lunghe e quindi questo metodo di lavoro collaborativo rapido, perché è rapido, perché hanno fatto un bando e la regione e i comuni hanno potuto subito rispondere,
è strategico in questo senso, e ovviamente ogni comune spera, in base ai risultati che si stanno raccogliendo, poter poi fare un piano invece strategico a livello del comune che risponde ovviamente poi al piano strategico della regione. Dunque, per quanto riguarda Bologna, diciamo che noi effettivamente sì, utilizziamo anche un po' lo strumento dell'urbanistica tattica, e non direi tanto per quanto riguarda le piste, nel senso che sulle corsie ciclabili noi abbiamo semplicemente appunto cercato di anticipare delle previsioni già prese, quindi non si può parlare di una sperimentazione, nel senso che le localizzazioni sono già, insomma, in qualche modo meditate attraverso gli strumenti di pianificazione della mobilità, e c'è un approccio comunque collaborativo, perché abbiamo condiviso le scelte appunto con la consulta della bicicletta e con il consiglio comunale, insomma ci siamo un po' anche guardati attorno e consultati con i fruitori. Però in questo caso non parlerei di urbanistica tattica, ma in realtà stiamo utilizzando, sì, anche noi un po' l'urbanistica tattica, soprattutto sul tema delle pedonalizzazioni. Questo lo avevamo fatto già prima del Covid, in particolare avevamo fatto un intervento in centro storico, ed è stato fatto in centro storico per un motivo, perché in realtà Bologna, fuori dal centro, è una città in cui, insomma, la famosa politica dei servizi bolognese ha lasciato le sue tracce, quindi ha delle periferie ricche, con molto verde, molti giardini, molti spazi anche piccoli, magari non tutti bene utilizzati, però non ha un grosso problema da questo punto di vista di reperire spazi pedonali o di relazione, mentre il centro storico è un centro in cui c'è un uso molto intenso da parte di fruitori diversi, c'è una forte pressione del commercio, delle auto parcheggiate, insomma di tanti fattori che sottraggono spazio. Quindi avevamo già iniziato appunto prima di questa pandemia, abbiamo fatto un'operazione che è stata anche abbastanza fortunata, forse l'avete vista, non so, sui social network, una sorta di pedonalizzazione blitz stendendo un prato verde su Piazza Rossini, che è una piazza del centro, e questo è stato un po' l'esperimento zero che stiamo riproponendo per la verità anche in questa fase, e stiamo anche pensando appunto di estendere un po' questa tattica ad altri spazi. Però ecco, in realtà secondo me il problema bolognese non è tanto di riconquistare spazio, quanto forse di immaginare degli usi diversi e lavorare un po' sulla condivisione dello spazio. Peraltro la strada come spazio condiviso è anche uno dei grandi temi del nostro PUMS, quindi anche qui cerchiamo di traguardare degli obiettivi che ci siamo già dati. Bene, grazie. Vedo una prima domanda che ci pone Renzo, ed è per Valentina. Quanto investe a bilancio il Comune di Bologna per la mobilità ciclistica, e quanto per le infrastrutture, e quanto per eventi e comunicazione? Allora, è una domanda difficile, perché in realtà la mobilità ciclistica, come dicevo prima, è affare del comune ma anche della città metropolitana. Allora, per esempio, noi la gran parte dei fondi del piano periferie arrivati sulla città metropolitana erano destinati alle ciclovie, quindi sono tanti milioni di euro, cioè sono investimenti importanti. Sul piano del comune francamente non lo ricordo questo dato, anche perché io non sono l'assessore né alla mobilità né ai lavori pubblici, quindi non ho proprio presentissima questa cosa, però devo dire che su questo tipo di interventi emergenziali l'investimento è molto basso in realtà, cioè in realtà si ottiene un effetto benefico con un investimento veramente piccolo, e fra l'altro immagino sappiate che normalmente nei bilanci comunali sono diversi gli investimenti che si fanno, diciamo così, sulla manutenzione e gli investimenti che si fanno invece proprio sull'infrastruttura. Tra l'altro appunto questi investimenti possono essere in qualche modo strappati ai piani di manutenzione, perché parliamo sostanzialmente di tracciare righe per terra, quindi in realtà è anche molto semplice attivarli, mentre l'investimento sull'infrastruttura richiede poi tutta una serie di passaggi progettuali, gare, insomma è molto più complesso e ha dei tempi più lunghi. Quindi secondo me in questo senso è un'opportunità anche adesso questa situazione, proprio perché permette questa
questa snellezza nell'investimento. Sulla comunicazione, diciamo che la campagna per favorire l'uso della bicicletta è stata pagata in crowdfunding dalla Consulta della bicicletta, credo che sia costata qualche migliaio di euro, è molto efficace e ci sono cartelloni e immagini che girano per tutta la città. Il Comune di Bologna è un comune che investe in senso generale in comunicazione, fra l'altro si avvale anche della Fondazione per l'Innovazione Urbana, che è una fondazione esterna ma che ha un po' questo compito, quindi sicuramente è importante tutte le volte che si compiono scelte sul lato, come dire, ambientale, cercando di dirigere in qualche modo o di orientare, ecco, forse è meglio usare questa parola, i comportamenti dei cittadini, sicuramente la comunicazione è importante, quindi l'investimento in comunicazione ci deve essere. Bene, un'altra domanda, Luca Giulio Velo che ci dice prima di tutto grazie, molto interessante. Ritenete che queste politiche tattiche legate ad una fase di emergenza potranno iscriversi in un'ottica futura come politiche selettive, ossia in sostituzione ad un certo modo di fare abitare la città, oppure pensate che possano aggiungersi ad un modo di fare convenzionale? Che potenzialità vedete in termini di sviluppo di economie locali? Prego, direi in ordine Veronica e poi Valentina. Allora, la domanda è complessa anche, anche questa. Allora, se ho capito bene, se c'è questo urbanismo tattico porterà a delle scelte di politiche selettive sulla mobilità, immagino che Sì. intende. Selettive, cioè, no, secondo me giustamente no, è il contrario, perché adesso la concezione, cioè, di come le strade, la maggior parte delle città in Europa sono state concepite negli ultimi 50 anni per la macchina, e quindi c'era una concezione selettiva, e tutte le azioni dell'urbanismo tattico permettono di rompere questa concezione che la strada è per spostarsi in macchina, e quindi si sperimentano, come a Bologna o a Bruxelles, nuovi modi, modalità che quindi sono anche aperte a un nuovo pubblico. E a Bruxelles, per esempio, è una città molto giovane, con nazionalità di tutti i tipi, e anche povera, anche per molti versi molto povera, e per esempio i giovani in quartieri densi si spostano poco, c'è una grande differenza sociale proprio per esempio tra gli spostamenti dei giovani, e secondo me appunto dare la possibilità, stimolare anche andare a piedi per spostarsi in sicurezza è importante, e quindi secondo me daranno questi tipi di azioni una politica più inclusiva e non selettiva. Allora, nel frattempo il direttore della mobilità di Bologna, che ringrazio, mi dice che negli ultimi anni abbiamo investito ogni anno dai 2 ai 3 milioni di euro in piste ciclabili, però non parliamo di corsie ciclabili sulle strade, quindi mediamente, insomma, poi ogni anno l'investimento è diverso, però un ordine di grandezza di questo tipo. In una città dove comunque circa il 20% degli spostamenti quotidiani avvengono in bicicletta, quindi c'è già diciamo una buona attitudine. Non siamo Ferrara, che è la capitale regionale nostra delle biciclette, ma c'è una buona attitudine all'uso della bici. Per quanto riguarda l'urbanistica tattica, io credo che l'urbanistica tattica sia un'opportunità sicuramente per provare in un tempo breve a sovvertire, diciamo così, un modo di percepire e di usare lo spazio urbano. Da questo punto di vista credo che sia veramente utile, perché soprattutto su temi conflittuali come la mobilità, se si fa ricorso, diciamo, all'approccio tradizionale, quindi
avviso, partecipazione, assemblea, discussione, cosa che ad esempio a Bologna è molto normale perché insomma è una città dove queste cose si fanno molto, però si rischia di non arrivarci in fondo, no? Quindi molte volte il blitz, diciamolo in maniera ironica, dell'urbanista che fatti un po' di conti, cerca di, fra virgolette, imporre una visione, un uso diverso dello spazio, può essere anche la chiave per far capire in maniera semplice che in realtà ci sono delle opportunità. A Piazza Rossini è andata così, abbiamo fatto questo lavoro con un rotolo di prato, quelli proprio che si stendono per la durata di una settimana durante la Bologna Design Week. Avevamo messo dei sensori, quindi abbiamo registrato una quantità di passaggi pedonali esagerata, abbiamo registrato commenti positivi, insomma tantissimi, proprio un quasi entusiasmo per l'operazione. Alla fine della settimana il sindaco aveva già pedonalizzato con un'ordinanza, tolto tutte le auto e insomma la cosa è venuta fuori in maniera quasi spontanea. Io pensavo a quella piazza dall'inizio del mandato, ma come dire, consultandomi con i frontisti, le persone, insomma, i residenti, eccetera, non avevo trovato la quadra della pedonalizzazione. In quel modo è arrivata. E questo mi ricorda un po' le mie letture di qualche anno fa, no? Su Curitiba, Jaime Lerner che metteva le fioriere e poi gliele rubavano di notte. Queste robe qui, insomma, secondo me ha un'utilità da questo punto di vista. Poi se devo dire che può diventare un modo, come dire, ricorrente, sistematico di pensare allo spazio pubblico, ma io sinceramente credo anche nei progetti, quelli di più lungo periodo, fatti con materiali veri, fatti con le qualità, insomma, soprattutto negli spazi storici, nelle nostre città. Credo che non possiamo rinunciare a quell'altra cosa, forse sono due mondi complementari. Insomma. Grazie. Denis vi chiede che tempi di realizzazione avranno questi interventi per fare le nuove piste colorate. Allora, io i tempi tecnici di quanto ci si mette a fare una vera pista ciclabile, non so rispondere a questa domanda, non me ne occupo. Però diciamo che oltre alla fase di realizzazione concreta bisogna contare la fase della progettazione e poi non so come si dice l'inchiesta pubblica, praticamente il progetto si deve poi si deve lasciare un tempo a Bruxelles per un intervento come una pista ciclabile, si devono contare almeno 2 mesi di inchiesta, cioè dove il cittadino può andare al comune e esprimersi, la consultazione pubblica. Quindi ci sono tutti questi tempi là, poi concretamente il tempo della realizzazione della pista ciclabile credo che non sia una... Scusami, ma invece le piste, quelle che ci hai mostrato prima, cioè quelle che state facendo, allora, quanto ci mettete? giustamente quelli si sono fatti in un giorno, cioè per esempio l'esempio emblematico della Rue de la Loi. Rue de la Loi è un'autostrada urbana che praticamente entra fino al centro della città. Lo è sempre stata e c'è stato poi, ci sono stati movimenti cittadini su questa questione del Rue della Loi. Ci sono tutto un progetto urbanistico importantissimo nel quartiere europeo che da qui a 20 anni ci saranno nuove scuole, nuovi uffici, nuovi servizi. Quindi c'è sempre stata una domanda di levare almeno una corsia per le macchine, che non è stata mai accettata. Col Covid, improvvisamente, in una notte, attraverso i blocchi di betone che stanno sulla foto, semplicemente sono stati messi blocchi di betone e in una notte abbiamo creato una pista ciclabile separata dal traffico. Una notte. Sì, i tempi sono questi. Allora, nelle città con cui noi appunto normalmente ci coordiniamo, Milano, Torino, hanno già iniziato a fare strisce per terra e noi non abbiamo ancora iniziato semplicemente perché, sì, perché è una questione di
coordinamento con i cantieri, nel senso che ad esempio quella che avete visto via Saragozza e altri sono luoghi dove stiamo mettendo in strada in questi giorni dei cantieri, quindi pensiamo che verso la metà di giugno, parallelamente ai cantieri, potremo anche fare il tracciamento delle piste, però è veramente un'operazione molto semplice, cioè una volta che si comincia si finisce, mentre invece la pista ciclabile vera e propria in sede con i cordoli, insomma è un'opera di lavori pubblici, quindi ha tutte le sue fasi di progetto, di gara, eccetera, e ci vogliono anni alla fine per metterle veramente sul terreno. C'era, ecco, quest'altra domanda di Giorgio Sarto, che chiede insomma se le modalità che ci avete raccontato sono applicabili anche a contesti più piccoli, ambienti urbani periferici. Allora, E qua. ambienti urbani periferici, adesso bisogna vedere un po' che cosa si intende. Io lo intendo quando parliamo di ambiente urbano periferico, secondo me, per esempio per Bruxelles, sono i comuni fiamminghi che stanno intorno a Bruxelles e l'esempio che ho dato di queste 40 km di piste sono accompagnate dai parcheggi di dissuasione, quindi come stimolare anche una mobilità dei cittadini che abitano fuori Bruxelles, ma che praticamente vengono a Bruxelles tutti i giorni per lavoro. Quindi secondo me sì, cioè, però bisogna dare quali sono le leve. Secondo me ce ne sono due che sono fondamentali, sono i parcheggi di dissuasione e piste ciclabili continue. Il gran problema a Bruxelles, per esempio, la ragione per la quale non abbiamo non si fa tanta bicicletta come mezzo, è perché le piste ciclabili non sono continue. E la sicurezza anche per le biciclette, perché non ci sono tanti parcheggi sicuri per le biciclette, che è un altro freno alla mobilità sostenibile. Allora, secondo me ci potrebbero, insomma, io visualizzo due situazioni. Una è il comune periferico di un'area metropolitana polarizzata, come può essere la città metropolitana di Bologna o anche il contesto Mestre, Padova, eccetera, no? Allora, in questi casi è chiaro che se si fa una pianificazione metropolitana della mobilità, come abbiamo provato a fare noi a Bologna, anche l'abitante del piccolo centro può trovare, come dire, i servizi necessari e la motivazione a, per esempio, usare il trasporto pubblico o a usare le reti ciclabili, eccetera, no? Perché si lavora in maniera integrata e comunque sono tutti sistemi di mobilità che convergono verso dei centri, quindi che sono molto polarizzati su dei luoghi di interesse. E questo credo sia più facile appunto nelle aree metropolitane con una certa densità e ha alcune leve fondamentali, per esempio la tariffa unica dei servizi rispetto al trasporto pubblico, che è una cosa a cui stiamo arrivando a Bologna, anche se non con troppa facilità, nel senso che il cittadino del comune fuori magari dal capoluogo deve poter pagare un biglietto conveniente e soprattutto lo stesso biglietto usando mezzi di trasporto diversi, per esempio il treno, l'autobus e così via. È diverso secondo me se si è in un territorio dove c'è un'urbanizzazione diffusa. Io per esempio, pur essendo il vice sindaco di Bologna, abito a Cesena, che è un comune di 90.000 abitanti, che però abitano quasi tutti in zona agricola e abitano in una zona agricola che è stata molto bene centuriata dai romani, quindi c'è una casa ogni 200 metri, cioè nel senso che è tutta uniformemente urbanizzata, un po' come nella campagna veneta peraltro, no? Allora, in quel caso lì è difficilissimo lavorare sul trasporto pubblico perché è difficile individuare le direttrici. Cioè dovresti avere trasporto pubblico ovunque, quindi la gente tendenzialmente si muove con l'automobile, è una situazione un po' americana e quindi è più difficile cambiare le abitudini. Io credo che in questo momento però ci sia un momento di grande attenzione e sensibilità e quindi forse è il momento giusto per provarci, almeno a promuovere appunto la bicicletta o la micromobilità elettrica, che in questi casi possono essere delle buone alternative.
E però vale quello che diceva Veronica, se tu ti muovi con una bici elettrica che costa soldi, che è un oggetto di un certo tipo, devi anche sapere dove lasciarla, per esempio se vai a prendere un treno. Quindi c'è un problema di infrastrutture dedicate importante, non basta solo... Le ciclabili si potrebbero fare tirando righe per terra, io di questo sono abbastanza convinta, e riducendo lo spazio alle macchine. Non credo che servano grandi infrastrutture, cordoli, tutte quelle cose che sono poi anche pericolose per i ciclisti. Però poi dopo ci vuole intorno tutta una serie di altre cose per invogliare veramente l'uso della bicicletta. Allora, nonostante io pensassi di contenere questo nostro dialogo in 3/4 d'ora, continuano ad arrivare domande e se siete disponibili vi porrei anche questa, cioè appunto sottolinea Paolo, sottolinea come la riapertura delle scuole, lo sappiamo bene, a settembre porrà problemi molto importanti per l'impossibilità per tutti i ragazzi di usare il trasporto pubblico. Bologna e le altre città stanno affrontando tale problematica? In parte l'avevate un po' detto prima, magari riprendete se volete velocemente. Le scuole a Bruxelles sono riaperte, sono aperte tranne le scuole, tranne invece il liceo, le scuole secondarie no, le scuole superiori scusate no, non sono aperte, però le scuole elementari, nidi e asili sono aperti, ma non è un problema per la mobilità perché essenzialmente tutti i dati lo dicono, i bambini vanno a scuola vicino casa a Bruxelles fino a 12 anni. Effettivamente, invece per l'età dai 12 ai 18 i ragazzi si muovono con i trasporti, ma il trasporto a Bruxelles, come l'ho detto, non è stato dimezzato, quindi l'offerta è là, quindi è garantita. Allora, a Bologna sì, noi il problema ce lo stiamo ponendo perché invece i bambini italiani vanno a scuola accompagnati, come tutti ben sapete, e questo crea dei problemi anche se la scuola è molto vicino a casa, perché i genitori i bambini li accompagnano tendenzialmente con l'automobile, anche se devono fare pochi metri. Questo è un tema su cui noi stiamo insistendo da tempo, anche proprio con uscite pubbliche del sindaco, insomma siamo molto insistenti sul fatto che i bambini, soprattutto i più piccoli, quelli che vanno a scuola vicino a casa, si debbano poter accompagnare a scuola anche in un altro modo, insomma anche prendendoli per mano e portandoceli, facendo il piedibus e altre cose che sono comunque abbastanza sviluppate nelle nostre zone. Sul tema adesso, quindi sul tema della riapertura post pandemia, pesa in Italia al momento l'incognita di come riapriranno le scuole, cioè noi ci stiamo attrezzando, però finché non capiamo se la riapertura è semplicemente un ritorno all'attività didattica normale o se possiamo lavorare, come dicevo prima, sui tempi e gli orari, facciamo anche fatica a capire che cosa abbiamo di fronte. Comunque, ripeto, il dato che dicevo all'inizio, Bologna è una città dove tutti i giorni oltre 400.000 persone usano l'autobus. Noi stiamo sviluppando, fra l'altro, il progetto della tranvia proprio perché ormai il sistema di autobus è al massimo della sua utilizzabilità, quindi abbiamo bisogno di fare una sorta di upgrade del trasporto pubblico ed è chiaro che se riapriamo tutto allo stesso orario e tutte le persone si riversano sull'autobus, ci sarà il problema del distanziamento, e se invece le persone non possono usare l'autobus per via delle norme e si riversano sull'auto, ci sarà un problema ancora peggiore. Quindi dobbiamo trovare soluzioni intermedie da questo punto di vista. È decisiva l'organizzazione delle scuole, dei servizi. Al momento noi purtroppo siamo un po' sospesi perché non abbiamo notizie su questo, e comunque nelle attività e nelle azioni che stiamo pensando sullo spazio pubblico ci sono anche un po' di azioni attorno alle scuole. A me piacerebbe, ecco, l'urbanistica tattica usata come azione dimostrativa attorno alle scuole mi piacerebbe molto, quindi vediamo se ci arrivo. Bene, bene, direi che siamo arrivati alla chiusura. Io ringrazio ancora molto Valentina e Veronica. Vorrei chiudere dicendo solo una cosa. Dalle vostre parole, tutte e due, mi sembra che ci invitiate a considerare
questo periodo, nonostante tutti i problemi che ha portato con sé, come una sorta di acceleratore che può spingere le città a inserirsi all'interno di quella cornice che prima del confinamento, grazie al Green New Deal, sembrava iniziare per tutti i paesi europei. E quindi, insomma, a me pare che anche nelle nostre realtà, penso a Venezia, alla città metropolitana di Venezia, potremmo insistere perché il Covid funzionasse anche qui come un acceleratore per far transitare le nostre realtà lentamente, ma farle transitare verso una situazione più sostenibile. Quindi ringrazio ancora Valentina Orioli, ringrazio Veronica Pezzuti e ringrazio tutti quelli che sono stati con noi su Facebook in questa oretta di discussione sulla mobilità post-Covid. Grazie ancora e a presto. Ciao. Ciao, grazie a te, Chiara. Grazie a tutti.